Voi potreste anche direttamente commentare, una volta cliccato, la bellezza di quando si aspetta un attimo prima di postare il video. Quindi io tenevo un argomento che volevo affrontare, che era la questione Conte, quindi parlo di questo, poi faccio un accennino all'Italia e poi recupero la notizia del giorno, che rinvio a giudizio, perché bisogna parlarne per forza. Non serve a niente parlare, invece è una riflessione che voglio fare un po' più ampia, perché vorrei capire che cosa sta succedendo, perché normale proprio non è. Cominciamo. Poi il non parlare potrebbe portare benefici, il non parlare potrebbe fare peggio, questo lo vedremo alla fine del percorso. Però voglio analizzare un attimo i fatti. Do il benvenuto a ETH Soft, e che soft dobbiamo andare, perché sta succedendo veramente la qualunque a livello comunicativo, negli ambienti, sui social, e lo sapete, vi chiedo un like se ce l'avete, se no non fa niente, facciamo a meno. Lo sapete che per me ascoltare il mio allenatore in conferenza è importante, perché mi fa capire, mi dà la sensazione, voglio avere la sensazione, voglio capire lo stato d'animo dell'allenatore, se ha mollato, se sta bello carico, se mi posso aspettare una partita all'arma bianca oppure se ha delle paure. E quindi questo per me, parlare è sempre meglio, perché mi comunica delle cose e le può comunicare anche ai giocatori. Può essere anche che è arrivato il momento del silenzio, nel senso che bisogna far parlare il campo, ma questo a prescindere a prescindere da quello che tu dici o non dici, è chiaro che deve parlare il campo. Facciamo una riflessione insieme, ma proprio leggera, perché questo è stato scritto alla notizia. Sono andato su l'X di Guido Olivares, che dice: non parlerà in conferenza prepartita con l'Atalanta. Commenti a go-go, non solo dei tifosi del Napoli, ma anche di tifosi delle altre squadre. Questa è una delle cose che è stata scritta. Come di consueto, prima e dopo una gara di Champions, così si dovrebbe scrivere la cosa completa. Ad attaccare Guido Olivares e a dire: ma non la scrivi bene, che vuoi mettere zizzani, evidentemente. Lui non ha mai parlato, lui dice così, di consueto, prima e dopo una gara di Champions, ed è falso, amico mio, perché io sono un pazzo che mi scrivo tutte le conferenze, che ho un quadernino di proposito e vi posso fare l'elenco delle partite, perché il Napoli ne ha fatte solamente 4 di partite, diciamo, non sono molte, si può controllare. Prima del City con la Fiorentina si è fatto conferenza e si è vinto. Dopo del City con il Pisa non si è fatto conferenza e si è vinto. Prima dello Sporting contro il Milan si è fatto conferenza e si è perso. Dopo lo Sporting con il Genoa non si è fatto conferenza e si è vinto. Prima del PSV contro il Torino si è fatto conferenza e si è perso. Dopo il PSV contro l'Inter non si è fatto conferenza e si è vinto. Poi però c'è stato anche il momento in cui, e questo è una cosa su cui riflettere, non c'era partita prima e dopo, c'era il Lecce, non si è fatto conferenza e si è vinto. Dopodiché, prima dell'Eintracht c'era il Como, non si è fatto conferenza e si è pareggiato. Dopo dell'Eintracht, scusami Alberto, Eintracht. Dopo l'Eintracht c'è il Bologna, non si è fatto conferenza e si è perso. Quindi questo cosa vuol dire? Prima di tutto che non c'è correlazione tra il fare e non fare, vincere, perdere o pareggiare. La puoi fare e perdere, la puoi fare e vincere, questo non fa la differenza. La differenza la fa il campo. Però non è vero, è falso che prima di ogni partita lui non ha mai fatto conferenza. Falso! La verità è che c'è un andazzo, non ci sono conferenze dalla partita col Torino, non ci sono più conferenze pre-partita. Ora io non riesco a capire se questa è una cosa buona, se questa è una cosa... L'unica cosa che vi posso dire è che non ci posso mai credere che è il Napoli a stabilire questa cosa e Antonio Conte dice va bene, vi ascolto la società e non parlo. Deve partire da lui questa cosa qui, perché non posso accettare che è il Napoli a silenziare Conte. Non lo posso accettare. Se Conte in conferenza un giorno, un post partita, perché i post li fa
brevi, troppo caldi a caldo, e quelli là sono pericolosi. Ecco perché sarebbe meglio per me farla prima e non post. Questo è un altro paio di maniche. Se Conte un giorno ci dirà io volevo parlare, la società me l'ha impedito, allora chiediamo scusa. Invece io sono convinto in questo momento che Conte non vuole parlare. Potrebbe essere perché ogni volta che apre la bocca strumentalizzano le sue parole e creano tutto un racconto intorno al suo personaggio di distruzione totale, il che è anche vero, e quindi lui magari faccio ipotesi, sta decidendo parlo il meno possibile, perché poi con il Qarabag sei costretto da contratti, pure con la Serie A ci sono dei contratti, però il Napoli magari paga la multina e se ne frega. Col Qarabag dovrà parlare, forse lui ha deciso parlo il meno possibile perché qualunque cosa dico viene distorta, eccetera. Però se tu lanci una bomba come quella che hai lanciato nell'ultima conferenza post partita, dove hai detto che non voglio accompagnare il morto, i giocatori non fanno il compitino, non sono riuscito a entrare nel cuore, il trapianto di cuore, sono cose troppo pesanti e gravi per lasciarci appesi 2 settimane. Vai a Torino va bene pure staccare un attimo, non stare troppo addosso, e va benissimo, ma ad oggi io tifoso voglio avere delle rassicurazioni. Come li hai visti in allenamento? Ti sembrano pronti per dare un cambio di marcia? Non lo possiamo sapere, ma il fatto che lui non parli, secondo voi, rende il resto dell'ambiente, non lo possono attaccare? Falso. Falsissimo. Perché se parla si fanno le pulci alle cose che ha detto, è tutto rotto, spogliatoio, si è dimesso, eccetera eccetera. Se non parla, i commenti sono questi: sicuri che sia ancora lì? Il comandante ha paura delle domande? Però fila tutto liscio, sono 2 mesi che non parla. Secondo me è meglio così, qualsiasi cosa dicono ci montano sempre un caso, in questi casi si deve rispondere solo con i fatti. È vero, bisogna rispondere con i fatti, ma secondo voi la non conferenza non è un'altra cosa su cui stanno ricamando? Sì, perché lo leggo, e ogni volta che si parla si ricama, si non parla, non si parla, si ricama lo stesso. A quel punto io avrei preferito parlare e chiarire l'aria, e invece no. Gli altri commenti: a Mourinho dopo la seconda volta l'hanno multato, quindi niente piagnistei, lo accusano comunque. Ripeto, non ha più senso commentare questa stagione, che si vergognassero tutti, da primo e l'ultimo, dirigenza compresa, anche perché non ha nulla di interessante da dire. Vi rendete conto? Vi rendete conto? Invece ci sono cose da dire. Siamo a 5 consecutive, qualsiasi altro allenatore sarebbe stato giustamente deferito, lui è intoccabile. Dobbiamo anche sentirci dire che è intoccabile quando lo stanno demolendo da tutte le parti. Strano come un allenatore crescendo con l'età peggiori comunicativamente invece di migliorare. E questo ultimo commento di Gianni io lo sposo, perché a me sta bene che Conte sia il personaggio che è, nel bene e nel male, sposta probabilmente. A Mourinho si è sempre detto lui fa così perché così si parla solo di lui e si lascia la squadra in pace. Io non credo che a Napoli siamo così. Io credo che tutti quelli che hanno da dire qualcosa ai giocatori continueranno a dire le cose ai giocatori, e quelli che vogliono parlare solo di campo parlano di campo. Conte non toglie l'attenzione a quelli a cui interessa il discorso calcistico, quindi il non parlare o il parlare e dire delle cose forti non sposta l'attenzione su quelle che sono state le prestazioni individuali. Sarà una cosa che riguarda solo il nostro ambiente, tipo lo stadio che si guarda la partita invece di tifare, sarà, non lo so. Intanto questo è l'andazzo, e non parlare più, e mi dispiace, perché il parlare dopo, se io credo, è giusto per darvi una mia interpretazione, io credo che lui stia talmente male in questo periodo, deluso evidentemente dal mancato andare oltre l'ostacolo, lanciare il cuore oltre l'ostacolo dei giocatori, almeno dal suo punto di vista, che lui preferisce chiudersi la bocca per non dire una parola in più. Poi quando è costretto dal post partita che deve fare per forza e dal risultato che lo porta a dire delle cose che va oltre per giustificare se stesso o perché non riesce a mantenersi, la dice più grave di quanto non avrebbe potuto studiarsela a tavolino. Perché io mi chiedo solamente ma non è meglio? Non sarebbe meglio, visto che poi i giornalisti a Napoli non è che sono questi cavalieri senza macchie e senza paura che vanno per la loro strada, ma non potevate fare una conferenza dove, insomma, non dico a scrivergli le domande, ma insomma indirizzare per permettere a Conte di dire delle cose utili alla causa, che possa permetterci di navigare tutti insieme. Una conferenza non rivoluzionaria, senza certo senza chiedere del Bologna. Il Bologna può andare? No. Quello si va oltre, come ho letto anche Carlo Alvino che dice ha fatto benissimo
benissimo, perché poi la difesa a spada tratta di qualsiasi cosa a Napoli, secondo me manco è logica, perché accettiamo due, è tutto benissimo. Non è tutto benissimo, è strano, è una situazione delicata e secondo me bisogna parlarne, non bisogna dire beh bravi, non ha senso. Quindi secondo me era meglio parlare prima e non in base ai fumi del risultato. Io credo che lui stia sperando in una grandissima vittoria e con la vittoria andare a parlare con la soddisfazione, prendersi qualche complimento e ristabilire un momento di normalità. Ma anche con la vittoria Conte poi nel post partita è bello fumante ed è bello caldo e caloroso. Quindi io avrei preferito una dirigenza società ambiente in blocco, tutti a cercare di risolvere la situazione, e invece, come avviene dai tifosi delle squadre avversarie o dai giornalisti delle squadre avversarie, avviene anche internamente, e il non parlare non spegne le polemiche, anzi secondo me le aumenta. Il vero silenzio, questo a chiusura perché è notizia il sorteggio che è avvenuto all'Italia, il vero silenzio andrebbe fatto per quanto riguarda l'Italia. Sembra quasi che sai poco. Allora, le avversarie dell'Italia e le possibili. C'è andata bene o c'è andata male? Le sto leggendo tutte. È andata malissimo, il peggiore sorteggio che potesse capitare, oppure c'è andata molto bene e dobbiamo fare, se non passiamo. Signori, dipende da noi, dipende dall'Italia, non dipende dalle sorteggiate, onestamente. La Svezia è chiaro che fa paura quando leggi Gyökeres, Isak. È normale che ti fa paura. Le altre squadre hanno meno nomi che ti mettono pressione, ma se siamo stati capaci di fare delle partitacce sia con la Moldavia sia con la Macedonia del Nord, dipende dall'Italia, perché puoi acchiappare una squadra piccola che si difende e ti innervosisce perché non riesci a segnare, o può capitare una squadra più grossa che quando poi ti attacca ti può anche far male. Dipende dall'Italia, dipende tutto dall'Italia. Quindi là forse è arrivato il momento del silenzio, senza fare ipotesi campate un po' a casaccio. Qual è il problema dell'Italia? Il modulo. Qual è il problema dell'Italia? È che non c'è il blocco Juve. Non c'era nemmeno l'ultima volta che abbiamo vinto gli europei il blocco Juve. Anzi, io ricordo che dissi forse uno dei punti di forza di questa Italia è che ci sono due o tre giocatori da ogni squadra, un paio dalla Roma, un paio dal Napoli, un paio da qua, un paio da là, e tutti hanno creato un gruppone, perché non c'era un gruppaccio di un blocco Milano, un blocco Juve, un blocco Inter, ma due o tre per parte, e si fa gruppo tutti insieme. Se la questione fosse solamente una questione di cuore, di affiatamento, dello stare insieme, allora la risolvi così. Invece io credo che sia un problema di giocatori che non sono fortissimi. I giocatori dell'Italia che abbiamo, i migliori nostri, non sono fortissimi, e non ti puoi affidare praticamente a nessuno con la certezza che ti risponderà. Chi è il più forte è Donnarumma, e anche Donnarumma ogni tanto fa la paperetta. Poi Tonali, così, alle volte anche lui è discontinuo. A chi ti devi affidare? Lorenzo, non ce n'è un altro? Sappiamo quali sono i limiti. In attacco Ken, grande stagione, e poi non segna nemmeno con le mani. A chi ti stai affidando? A giocatori che possono essere gatti morti o essere gatti vivi, possono essere anche gatti, semplicemente. Quindi io parlerei prima, e non lo dico solamente perché poi manca il contenuto youtubico, perché il contenuto lo faccio lo stesso. Anzi, ringrazio YouTube, è una sorta di regalo, perché è il mio compleanno, mi ha fatto il regalo di compleanno, così si sta belli caldi, è un periodo caldo, quindi voi lasciate il like, lasciate l'hype, che domani vado a fare la simulazione, così almeno sappiamo come va a finire. E nel frattempo ci possiamo godere solo le parole di Palladino, che ha già parlato, la presentazione l'ha fatta. Comunicativamente Palladino è fresco. Secondo me a livello comunicativo Conte, che avrebbe tutta la forza di stabilire una narrativa, non lo vuole fare più. Allora, leggo insieme a voi perché non possiamo ignorare la cosa. La Società Sportiva Calcio Napoli esprime stupore e sconcerto per il provvedimento di rinvio a giudizio deciso dal GUP di Roma. Tutte le consulenze tecniche di altissimo livello hanno inequivocabilmente provato la correttezza dell'operato della società, sia rispetto alle iscrizioni in bilancio delle operazioni, sia in merito ai trasferimenti dei calciatori. La stessa accusa
ha correttamente riconosciuto nel corso della propria requisitoria che la società non ha tratto alcun vantaggio dalle operazioni contestate. Parliamo ovviamente di Osimhen e anche Manolas. Ricordate la situazione Manolas con Diawara? Gli facemmo un favore, lo ricordo benissimo, perché loro avevano bisogno di liquidità subito. Andiamo avanti. La società è serena e fiduciosa rispetto agli esiti del procedimento giudiziario che comincerà tra oltre un anno, perché ho letto alcune notizie, dice a dicembre, 2 dicembre, subito, tra 10 giorni, no, 2026, con la prima udienza fissata il 2026, dove certamente la verità sulla vicenda verrà ristabilita. Da sottolineare inoltre che in relazione a una contestazione perfettamente sovrapponibile derivata dal medesimo fascicolo di indagini, i pubblici ministeri di Milano hanno già richiesto l'archiviazione del procedimento per l'Inter. Hanno avuto pure il modo di lanciare una zeppata all'Inter a volo. Dici, questi già l'hanno fatto, perché dovete rompere i coglioni a noi? Per capirci, io quando ho letto la notizia dico un'altra volta, ma dobbiamo veramente un'altra volta parlare di questa cosa qua? Evidentemente sì, evidentemente ne dobbiamo parlare, e ripeto quello che abbiamo sempre detto. Se quell'operazione ha sempre avuto un profumino di pirito, ce l'ha avuta e l'abbiamo sempre detto, e noi eravamo un pochino così, ma siamo sicuri, dateci veramente, distruggeteci, dateci tutte le penalizzazioni possibili e immaginabili, non vogliamo rimanere impuniti. Se è una cosa proprio gravissima così, toglieteci punti, toglieteci scudetti, fate quello che volete voi, l'importante è che rimaniamo puliti. Tra l'altro leggo da Calcio Napoli 24, cosa rischia il Napoli? Il club azzurro non corre alcun rischio di penalizzazione, nemmeno ammende o squalifiche. Il procuratore archiviò il caso, lo stesso poi qualche mese fa chiese gli atti di indagine alla Procura di Roma per valutare una riapertura del caso, ma così non è stato, in quanto non sono emersi fatti nuovi. E lo so che gli altri vogliono dire no, ma le chat tra Giuntoli eccetera, quelli sono fatti nuovi. Puniteci, veramente, siamo innocenti rispetto a tutto quello che hanno fatto gli altri, puniteci lo stesso, non lo posso non posso parlarne più, io devo parlare di campo, io devo capire se ne usciamo da questa situazione con Conte oppure no. Da New York, Valerio Fluido è tutto, un bacio. Come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconta.